fatto. Scusi, sua sorella arriva col treno delle 10? Così arriva quando. E poi comunque non ecco meglio di chi. Faccio fare il suo. Programma dei festeggiamenti ufficiali per l'arrivo della concittadina Nicoletta Ventura. Ore 10:30, ricevimento solenne in municipio per il bentornato ufficiale Nicoletta Ventura. Ore 11:30, Nicoletta Ventura premia la banda musicale, che da quel momento si chiamerà Complesso Bandistico Nicoletta Ventura. Ore 12:30, tutti alla trattoria della Luna per il favoloso pranzo al quale parteciperanno 300 persone, comprese le autorità che accorreranno da ogni dove. Le autorità è cambiata, ma c'è altro. Cosa mi dicono del programma di mio marito? Ah, fare un'accoglienza migliore sarebbe impossibile. Sarà emozionante, vero? Mia sorella sarà felicissima. Ti pensa, caro Giorgio, se riesco a sfuggire alla regione della provincia la metà dei milioni che ho chiesto, ci facciamo il monumento all'emigrante. Ovviamente la loro Nicoletta in quel monumento avrà il posto d'onore. Giorgio, te ne tu. Ma lei è troppo complesso. Comunica, se i monumenti di supporti su ai personaggi, ma se piace i sarebbero senza movimento. Forse loro non lo sanno, ma io mi diverto a fare versi. Oh, anche me. E quello puzzoltamento del verso gloso. Io, dicendo che mi diverto a fare versi, intendo dire che mi diverto a scrivere poesie, giacché ogni riga di una poesia si dice verso. L'avevamo capito subito noi. Ebbene, signori, alla fine del pranzo di domani io declamerò una poesia in onore di Nicoletta Ventura. Quindi mi sarebbe utile conoscere alcuni particolari che né io né mio marito conosciamo, perché lui, allorché la signorina Nicoletta emigrata, era appena un ragazzino ed io, oltre ad essere appena una bambina, Sì, va bene, Antonietta. Adesso, se permetti, faccio loro qualche domanda per aiutarti, Posso? Oh, prego, facci pure. Allora, caro Giorgio, ma perché tua sorella se n'è andata? Non lo so. non lo sa. No. Io 2 anni che i paghi ero morto. E la sera 30 anni fa, Nicoletta mi dice, Giorgio, mi chiamava Giorgio, ma che non sembrava di Giorgio. Giorgio, a voi caffè, il Porsche, visto 30 anni fa, arriva al Almeno uno ci deve essere che l'ha spinta a sparire in quel modo. Sì. Sembra che 2 giorni prima si portava all'altare il futuro marito si è fuggito con un altro. Me l'hai detto? Una delusione da Oh, sì. Ha ragione mio marito del resto delle 2 o 3 lettere che ci ha mandato non parlava mai di questo uomo. Perché sono delle donne. Oh, sì, stava bene, chiara. meglio di così si muore. Ok. La regina del petrolio stava meglio di noi tutti. Io me la immagino la signorina Nicoletta Ventura, regina del petrolio, una specie di Giuliano in colonnella, cattiva, ipocrita, come nei telefilm Dallas. No, guardi, per come l'ho conosciuta io, Nicoletta non era né cattiva né tantomeno ipocrita. Se non è cambiata. Se non è cambiata, dice bene, cara signora, perché vedi, i milioni di dollari equivalenti a miliardi e miliardi di lire possono anche cambiare un agnello in uno. Ma non è certamente il caso di tua sorella, L'unico difetto che vuole la Nicoletta è di essere un po' mai manchete, cioè ma non a se stessa. No, con gli amici, devi
Don Giovanni, caro Giorgio, Arrivederci. Naturalmente alla stazione centrale di Vada domani alle 10 la riceveranno solo loro. Sì, perché per mio espresso desiderio la cittadinanza rispetterà questo momento di intimità familiare. Ma alle 10:30 tutti in municipio, ok? Ok. Arrivederci. D'altronde sono la prima postina del paese. Speriamo prima che perché è l'unica. Però quando tu avete sui scatoloni, a Travasè, a Buttigè, allora allora sono gamba, Poi siamo anche un po' in gamba, si può ci descia. E continuiamo, veramente delle stecchini. un'anca vera. Mira che mia bocca due mico il gollo, la sto su il gollo, e il gollo la risveglia. Poi giusto andiamo